Si chiamava Giorgia Trocciola, la studentessa vicentina di 17 anni investita e uccisa da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali a Colorado Springs, negli Stati Uniti. Giorgia frequentava la Dirty High School nella contea di El Paso in qualità di studentessa fuori sede nell'ambito di un programma di interscambio culturale. La tragica notizia ha raggiunto il Veneto e Vicenza, colpendo al cuore le tante persone che la conoscevano. Giorgia, che frequentava il liceo artistico Canova in città, era appassionata di softball e giocava nella società Padova Baseball Softball e appunto la sua grande passione per questo sport l'aveva spinta a intraprendere l'avventura negli States, coronando così il suo sogno. L'incidente è avvenuto verso le 7:30 del mattino nei pressi del parcheggio della scuola che Giorgia stava raggiungendo. La Jeep, che passando con il rosso l'ha centrata in pieno, non le ha lasciato scampo, uccidendola sul colpo. La sua personalità gioiosa e solare aveva già conquistato le simpatie dei suoi compagni, che hanno lasciato per Giorgia mazzi di fiori e improvvisato un momento di cordoglio nel campo sportivo con un cerchio di candele. Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso dispiacere e commozione per la morte prematura della 17enne. Il papà Gianfranco ha scritto il ringraziamento della famiglia per l'affetto ricevuto in un post pubblico. Oggi e domani, in tutti i campi di softball del Veneto, il comitato regionale FIBS ha proclamato un minuto di silenzio in sua memoria. Giocava a softball anche in Colorado. Era uno dei motivi per cui aveva scelto quella scuola, perché era una grande appassionata di questo sport e quindi voleva migliorarsi. Giorgia era sicuramente un'ottima atleta, ma era anche una ragazza solare, sempre allegra, faceva gruppo sia quando era in campo che in panchina che nello spogliatoio. Le compagne le volevano bene e lei a loro era una sicuramente che serviva alla squadra per cementare anche la squadra. Purtroppo il destino ha voluto diversamente.